buongiorno a tutti voi, benvenuti, vi ringrazio per aver deciso anche questo pomeriggio di farci compagnia in questo nostro percorso. Prima di iniziare avviso tutti i partecipanti che l'evento viene registrato e successivamente, fra pochi giorni, verrà reso disponibile sui social e su YouTube in modalità ad accesso libero e gratuito e quindi disponibile per tutti. Questo è il quarto appuntamento del ciclo sugli archivi della moda organizzato dalle 3 università di Cagliari, di Firenze e di Udine, con le colleghe Eleonora Todde per Cagliari e Anna-Antonia Martorano per Firenze. Un percorso che ci vede insieme dalla fine di maggio, il primo appuntamento con Marinella Bianco, abbiamo affrontato in senso molto ampio il tema degli archivi della moda, sulla natura di questa tipologia particolare d'archivio e poi abbiamo cercato di affrontarlo in modo molto ampio, con i temi specifici, insomma, legati alla descrizione, alla gestione, alla conservazione e poi anche quelli un po' più particolari sull'archivio del prodotto, sulle attività di valorizzazione. Poi ci siamo incontrati all'inizio di giugno con uno splendido appuntamento, 2 relazioni di Maria Canella e Leonora Puccinelli che ci hanno affascinato, bisogna dire, con 1000 colori e 1000 immagini e con progetti molto ampi, di vario genere, ci hanno raccontato davvero quanto bello e affascinante può essere il mondo della moda e in particolare gli archivi che ne testimoniano insomma tutta la vicenda e tutto il percorso. La settimana scorsa c'è stato un bel appuntamento, la registrazione verrà resa disponibile in giornata, ecco, noi di solito siamo in differita per la condivisione dei materiali di qualche giorno, ecco, di una settimana, con Federica Rossi che ci ha raccontato il lungo e bellissimo percorso sul Museo della Calzatura di Villa Foscherini in Veneto e poi il progetto sugli archivi del distretto orafo di Valenza con Riccardo Massola e Cristina Zucchero. E un bel percorso che si arricchisce oggi di un nuovo appuntamento tutto gestito dalla bravissima Claudia D'Angelo, responsabile dell'archivio della Fondazione Fashion Research Italy di Bologna, che ci guiderà in un lungo percorso, appunto queste 2 ore circa, anche se lasceremo un po' di spazio per le domande verso il fondo, come di consueto, insomma, un lungo percorso sulle molte attività della Fondazione, che, avendo avuto occasione di visitarlo in più occasioni, è un luogo speciale, ecco. Bellissimo, affascinante e la ricchezza, ma Claudia ce lo racconterà insomma molto bene, e la ricchezza è che è un museo, è un luogo di ricerca, è un luogo di formazione, è un luogo di incontro e quindi insomma molte anime che lo rendono appunto, secondo me, un luogo speciale, un punto di riferimento. Claudia è anche curatrice del corso Archivi della Moda. Ormai ci sono già state parecchie edizioni, è già qualche anno, e ci racconterà insomma tutto questo. Claudia D'Angelo svolge anche attività di consulenza e di divulgazione per la costituzione e valorizzazione degli archivi della moda, occupandosi anche di arte contemporanea e di design. Ha conseguito il dottorato di ricerca in arte contemporanea all'Università degli Studi di Bologna e condotto ricerche in Italia e all'estero su questi temi. Io sono molto curioso di sentire quanto ci racconterà, perché ho avuto modo in anteprima di vedere delle slide bellissime e quindi sono certo insomma che sarà un piacere ascoltarti in questo pomeriggio. Grazie. Bene, spero dopo questa presentazione di non deludere nessuno, anche a partire dalle slide. Certo di no.
E ringrazio veramente tutti voi, prima di tutto te Dimitri e ovviamente le tue colleghe per aver pensato di invitare me e soprattutto di aver pensato di valorizzare in questo percorso bellissimo che hai appena descritto anche il ruolo che gioca la Fondazione Fashion Research Italy su questi argomenti. Condivido subito lo schermo così riusciamo, ecco, a chiacchierare su queste immagini per rendervi conto di quello che vi racconterò. Anzitutto, appunto, io sono la responsabile dell'archivio della Fondazione Fashion Research Italy che vedete in questa foto alla vostra sinistra. È una fondazione che si trova a Bologna e che è stata fondata nel 2015 da Alberto Masotti, che è stato il fondatore di La Perla, noto brand di lingerie che sicuramente voi tutte conoscerete, forse non le studentesse che sono magari giovani, però ecco, tutte le altre ce l'avranno senz'altro in mente. Come diceva il professor Brunetti, io ecco, tengo subito a mettere le mani avanti dicendo che non sono un archivista e che mi ritrovo in questo ruolo di responsabile dell'archivio per vie abbastanza traverse, ma la mia è una formazione di storica, proprio storica dell'arte, appunto mi sono laureata e poi ho preso un dottorato in storia dell'arte contemporanea. Ho poi però avuto un'esperienza molto importante all'interno di un'impresa di moda che è appunto AF, che è proprietaria dei brand Alberta Ferretti, Moschino, Filosofi e anche Pollini, e quindi mi sono occupata della prima costituzione dell'archivio digitale di questa impresa, e questo mi ha dato un po' non soltanto la possibilità di addentrarmi in questo mondo che non conoscevo, ma soprattutto di conoscere molto da vicino la prassi della costituzione, dell'organizzazione, della catalogazione quando si riesce a fare, quindi poi della valorizzazione degli archivi delle imprese di moda. Ed ecco che poi mi ritrovo in questo ruolo, e spero nella, diciamo, presentazione di oggi di non soltanto raccontarvi il ruolo della Fondazione, come ho già detto, ma soprattutto raccontarvi bene il patrimonio dell'archivio della Fondazione, che di fatto è un patrimonio tessile, ma ve lo racconterò. Io partirei appunto con il raccontarvi la fondazione e poi invece entreremo un po' nel dettaglio degli argomenti che ha già citato il professor Brunetti, perché io sono certa che non tutti avranno sentito nominare o appunto avranno in mente la Fondazione Fashion Research Italy. Si tratta appunto di un polo didattico, archivistico e di innovazione che è nato per accompagnare anzitutto le piccole e medie imprese del settore moda nei loro percorsi, diciamo, di affermazione sul mercato. Questo ovviamente tramite un sistema di consulenze che noi riusciamo a porgere alle imprese sui diversi ambiti di intervento attraverso appunto un network consolidato di partner, di professionisti che poi diventano anche i docenti dei nostri corsi di formazione, e quindi affianchiamo le imprese nelle loro esigenze su più fronti. Sicuramente uno dei fronti su cui facciamo un lavoro anzitutto di sensibilizzazione e poi di supporto è senz'altro quello degli archivi della moda. E adesso vi racconterò come e perché. Il punto innovazione è uno degli asset più importanti della Fondazione, ed è quello che vi ho appena descritto, cioè il fatto che la Fondazione, anche grazie ovviamente al retaggio culturale e storico che l'accompagna, vi ho già detto appunto che il fondatore è stato proprietario di La Perla e quindi ha avuto una lunghissima carriera da uomo di impresa, essendo appunto molto stimato e molto radicato sul territorio, ma soprattutto a livello nazionale, ha creato e porta con sé ovviamente in dote anche per la fondazione una rete veramente molto cospicua di professionisti, di affiliati, di aziende, ma anche di altre realtà e di enti istituzionali e invece anche soltanto culturali che lavorano con la Fondazione nelle direzioni che vi ho appena detto.
uno degli asset sicuramente principali, più importanti insieme all'innovazione e all'archivio, di cui parleremo più estensivamente dopo, è la formazione. Perché all'inizio ho detto che la mission della fondazione è quella di accompagnare le imprese. Per farlo non lo fa soltanto attraverso un sistema, una rete di consulenze e di affiancamenti a più livelli, ma lo fa anche formando le risorse che poi ovviamente andranno a confluire e quindi a rafforzare le imprese del settore moda. Le aree di intervento sulla formazione sono 3 al momento, e sono appunto aree, nel senso che all'interno di queste 3 aree ci sono poi diversi sottocorsi e percorsi più o meno articolati. È tutto sul sito della fondazione, quindi se foste interessati ad approfondire qualcosa lo troverete. I 3 ambiti di intervento, dicevo, sono la valorizzazione del patrimonio archivistico attraverso il corso Archivi della Moda, che abbiamo già citato e di cui adesso vi racconto un po' meglio, diciamo, la spinta alla digitalizzazione, all'innovazione, quindi tutto un settore di corsi legati al digital applicato alle aziende della moda, a partire dalla gestione dell'e-commerce fino ad arrivare alla creazione di contenuti digitali e alla post-produzione. E non ultima, un lavoro, un fronte veramente molto importante su cui noi ci stiamo spendendo moltissimo dall'anno scorso, che è la sostenibilità. Nel senso che lanceremo a novembre un progetto di cui siamo molto fieri, che si chiama appunto Sostenibilità, per l'appunto, che vuole essere veramente un punto di riferimento ancora una volta per le imprese, a partire da un archivio di materiali tessili con caratteristiche di sostenibilità che noi abbiamo raccolto grazie alla collaborazione e quindi ai cataloghi delle imprese tessili, fornitori tessili più importanti sul territorio nazionale. Li abbiamo raccolti, li stiamo catalogando, li stiamo digitalizzando e tutto questo materiale verrà poi messo a disposizione ancora una volta delle imprese che vorranno venire fisicamente a trovarci, per trovare in un unico luogo tutta questa possibilità, no, nella scelta della propria confezione, e poi soprattutto avranno anche la possibilità di formarsi, da cui appunto il corso Green Fashion, su cui non mi dilungo oltre. È tutto sul sito se siete per caso interessati. Naturalmente il terzo asset della fondazione, che è quello che ci ha portati qui oggi, è il suo archivio tessile. È un archivio di textile design perché? Perché fondamentalmente è, tengo a precisare, visto che appunto mi trovo in un contesto scientifico, che si tratta di un archivio di impresa, nel senso che è un archivio di prodotto, soprattutto appunto disegni tessili su carta e su tessuto, e sono circa 30.000 pezzi, che vedremo più avanti. Ma è un archivio di impresa perché è un archivio che è completo di tutta la documentazione correlata alla realizzazione di questi prodotti. È un archivio che è stato appunto catalogato, che è stato digitalizzato e che è disponibile alla consultazione su appuntamento, naturalmente, al momento soltanto fisicamente qui dalla Fondazione, principalmente per le aziende, perché ricordiamoci che la Fondazione nasce per quel tipo di target, aziende e quindi creativi e uffici stile che possono effettivamente trovare in questo archivio molto bello, molto affascinante, molto ricco e molto moderno ispirazione per delle collezioni future. Ci tenevo a fare questo piccolo specchietto su Archivi della Moda perché innanzitutto per una certa dose di orgoglio, perché effettivamente ora il seminario in cui ci troviamo a parlare si chiama proprio così, gli Archivi della Moda, ma quando nel 2017 la Fondazione ha lanciato il primo corso, che a suo tempo era una Fall Winter School di 2 settimane, sul tema appunto di cui parliamo oggi, degli archivi della moda, in Italia non esisteva un corso di formazione, ma non esisteva neanche un
focus sull'argomento, al netto ovviamente diciamo, dell'interessamento a livello ministeriale tramite il portale collegato appunto degli archivi della moda. E quindi questo è il primo corso in Italia che aiuta, e ancora una volta ripeto, il target è quello delle imprese, di persone che quindi sono già inserite nel mondo del lavoro, che sono già in qualche modo incardinate nelle aziende di moda e che si trovano però senza gli strumenti che gli permettano di capire come mettere mano a questo patrimonio per valorizzarlo. Quando dico mettere mano a questo patrimonio è perché sostanzialmente io do quasi per scontata una situazione di grave incuria per quello che riguarda il patrimonio storico delle imprese del settore tessile e moda, a parte lungimiranti e importanti casi, perché le piccole e medie imprese, un po' per mancanza di risorse, un po' per mancanza di competenze, un po' anche per mancanza di una vera e propria volontà da parte del produttore, quindi dell'imprenditore, hanno sempre diciamo, relegato il loro archivio a sostanzialmente una sorta di magazzino. Solo di recente, anche appunto grazie a iniziative di divulgazione, anche grazie al fatto che effettivamente anche grandissime imprese di brand, importanti maison hanno sottolineato l'importanza di attingere al proprio archivio per valorizzare in realtà le collezioni del futuro, molti, ecco, anche le piccole imprese si stanno rivolgendo a questo genere di formazione. E quindi il corso Archivi della Moda attualmente è molto seguito, molto apprezzato anche da archivisti che magari appunto ricercano un tipo di formazione aggiuntiva di natura proprio esperienziale, di contatto con realtà di impresa che altrimenti magari non avrebbero modo di incrociare sui temi che vedete su questa schermata. Quindi come si costituisce un archivio tessile e moda, in cui sostanzialmente si approcciano le caratteristiche degli archivi tessili e moda, quelle che ha raccontato Marinella Bianco nel secondo appuntamento. Quindi cosa si trova e cosa si può trovare in questo genere di archivi, la catalogazione e la digitalizzazione, cui ho invitato anche il professor Brunetti a dare un suo importante contributo, e naturalmente tutti gli aspetti correlati alla valorizzazione, quindi anzitutto la conservazione di questi materiali, la giusta e corretta conservazione, l'esposizione e poi l'heritage, la comunicazione, l'heritage marketing, la comunicazione, lo storytelling. E per l'anno prossimo ho in cantiere gli antesignali del Made in Italy, cioè l'ultimo appuntamento è dedicato a qualcosa sempre di nuovo. Quest'anno è dedicato alle collezioni private e agli archivi del vintage, l'anno prossimo sarà un percorso dedicato ai grandi stilisti appunto antesignali del Made in Italy come Emilio Pucci, come Germana Marucelli e così via. Non do troppe anticipazioni, però sarà l'anno prossimo. Entro nel vivo di quello che vi sto dicendo è anche un po' per confermarlo il fatto che il nostro è stato il primo corso di questo genere, perché nel 2018 l'attuale direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, a suo tempo era responsabile della sezione moda e lifestyle di Repubblica e dedicò durante la settimana della moda, quindi in un momento veramente molto importante per la comunicazione proprio del settore moda a livello di business, dedicò questa doppia pagina all'importanza appunto del patrimonio aziendale per lo sviluppo creativo delle collezioni del futuro, chiamando appunto stilista ed esperto d'archivio la nuova coppia creativa. Ecco, più o meno il 2018 si può dire, dal mio punto di vista, non tanto per questo articolo, ma in generale anche per quello che è successo nel settore, si può dire sia stato l'anno in cui effettivamente molte imprese hanno rivolto più attenzione a questi argomenti. Cerchiato sulla destra c'era un piccolo box che era appunto dedicato al corso Archivi della Moda, ecco perché con orgoglio ve lo ripropongo. Però ecco, non è banale che Repubblica in una settimana così importante stabilisca che la nuova coppia creativa è
è lo stilista insieme all'esperto d'archivio e quindi all'archivista, perché è invece fondamentale sottolineare come ormai le aziende lo hanno sempre fatto, le aziende di moda hanno sempre attinto al proprio archivio storico o a quello di altri, ma adesso hanno deciso di renderlo pubblico, di valorizzare questo aspetto storico, proprio perché dà alle collezioni e dà anche al brand di riferimento, anche volendo un allure comunicativo molto diverso. Quindi, per usare un'espressione così idiomatica, simpatica, si può veramente dire che gli archivi di moda siano diventati di moda sulla bocca di tutti. E non è sempre un bene, però per le imprese sicuramente lo è. Per entrare un po' nel dettaglio invece dei temi che vorrei appunto affrontare con voi, ho fatto un piccolo riepilogo, perché proprio a conferma di quello che vi ho detto finora, cioè di come le importanti maison abbiano saputo cavalcare il proprio passato, l'abbiano saputo raccontare nel modo corretto e l'abbiano saputo mettere a reddito, perché questo è, un po' di case study su importanti imprese di moda. Farò anche una piccola riflessione sulla differenza tra due parole chiave in questo settore, soprattutto a livello aziendale. Si parla spessissimo di heritage, di fashion heritage, ma cosa si intende? È bene sottolinearlo, così come faremo appunto un piccolo appunto sulla brand identity, su questa altra espressione che si ritrova spesso e volentieri. Infine, cosa sono gli archivi della moda e quali sono le caratteristiche principali, no? le specificità e in cosa riferiscono, volendo, gli altri archivi di impresa di altri settori. Do per scontato che la differenza con gli archivi tradizionali, diciamo così, di documento sia lampante ai vostri occhi. Una piccola riflessione sull'archivio di prodotto e infine una lunga diciamo rassegna dell'archivio della Fondazione Fashion Research Italy, proprio per dimostrarvi come un archivio possa essere inteso in maniera diversa a seconda appunto della proprietà, a seconda del soggetto produttore di riferimento e a seconda poi dell'obiettivo del target. Tenete sempre presente che il punto di vista della fondazione è quello di assolutamente di un privato che si muove quindi liberamente su questi temi, sempre cercando ovviamente di rispettare o comunque fare attenzione a quelle che sono le ricerche di settore, quello che succede a livello ministeriale e via di seguito, ma è comunque un archivio che è utilizzato, è nato, è stato acquistato, ve lo racconterò meglio dopo, per essere sfruttato, cioè per essere nuovamente messo in circolazione e nuovamente messo a disposizione del pubblico, che altrimenti non avrebbe avuto la stessa possibilità. Allora, partiamo da questo caso ormai ovviamente lampante e notissimo a tutti, che è il caso di Ferragamo. Perché? Perché Ferragamo è ovviamente un caso molto virtuoso, nel senso che Ferragamo stesso, Salvatore Ferragamo, quando ha cominciato la sua carriera a Firenze, aveva già in mente l'importanza dell'archivio e quindi aveva già cominciato a lavorare in un'ottica di costituzione di un archivio corrente che poi sarebbe diventato un archivio storico. Questo lo sottolineo perché non è scontato adesso nel 2021 e figuratevi negli anni 20 quando Ferragamo era diventato il calzolaio delle stelle andando da Hollywood negli Stati Uniti, tornando in Italia e decidendo di avviare la sua produzione, la sua piccola attività a Firenze, ha messo insieme effettivamente in maniera molto, molto precisa tutto quello che è il mondo collegato alla produzione delle sue famose calzature.
Per cui attualmente l'archivio di Ferragamo, che appunto appartiene alla Fondazione Ferragamo, che è collegata al Museo Ferragamo, ha un patrimonio immenso che è corredato non soltanto dei prodotti, ma è corredato dei brevetti che Ferragamo stesso a suo tempo aveva acquisito, era riuscito ad ottenere per la produzione con determinati tipi di materiali e così via. E questo dà un vantaggio enorme all'azienda Ferragamo oggi, perché gli permette di appunto lanciare la Ferragamos Creations ormai da qualche anno, cioè una linea di scarpe che in vendita essenzialmente nel punto vendita di Ferragamo, nei negozi di Ferragamo, sempre a Palazzo Spiniferoni a Firenze, quindi immediatamente la vetrina è immediatamente sopra il museo dedicato a Salvatore Ferragamo, e questo non è un caso, è anzi un caso, un case study tipico di heritage marketing, cioè il visitatore che va a vedere il museo di impresa, perché questo è dedicato alla Salvatore Ferragamo, non soltanto viene edotto sul prodotto di Ferragamo, ma viene poi invece informato anche di una serie di attività non per forza strettamente collegate alla moda e alla calzatura, ma anche all'arte, alla moda, ad altri argomenti, diciamo, correlati alla produzione appunto e alla storia di Ferragamo, ma uscendo dal museo ha la possibilità di acquistare le stesse scarpe che ha visto esposte al museo al piano inferiore. Questo non è qualcosa di banale, è un esempio lampante, un esempio di come l'archivio e il museo abbiano collaborato eccezionalmente per valorizzare una storia che è impalpabile, che è appunto quella famosa brand identity, quindi l'identità di marca, l'identità di brand, che si racconta attraverso la storia delle scarpe di Ferragamo, ma si racconta anche attraverso la storia dell'arte, la storia della moda in senso lato e la cultura in generale. E questo è un classico esempio di heritage marketing. Un'altra azienda che sicuramente voi tutti conoscete è Max Mara. Ovviamente io sto facendo dei casi veramente, degli esempi veramente esemplari, cioè è bene sottolineare che non è questa la realtà delle imprese, soprattutto piccole e medie del settore moda in Italia, però queste sono delle imprese che hanno sempre lavorato molto bene e che ora raccolgono i loro frutti. Max Mara ha lanciato quasi 20 anni fa, direi ormai, un progetto che si chiama by Max Mara, Biblioteca Archivio di Impresa. Cioè anche Max Mara ha sostanzialmente capito a suo tempo che avendo una storia importante da raccontare e soprattutto da valorizzare nella giusta ottica, nella giusta dinamica anche di natura commerciale, era necessario salvaguardare tutti i suoi prodotti, la sua storia. Ho detto prodotti, ma intendo dire in realtà la storia in senso lato, quindi il proprio archivio, arricchendolo tra l'altro di una biblioteca che appunto permette, come dice appunto la mia slide, una ricerca nel presente. L'archivio appunto permette invece di attingere assolutamente al passato dell'azienda e all'impresa. Max Mara tuttora non soltanto in essere, non soltanto in attività, ma addirittura molto nota a livello mondiale come ricerca applicata al futuro. Ecco, la storia di Max Mara è esemplare in questo senso, non soltanto per la capacità di capire che effettivamente mettere mano alla propria storia, riordinarlo, riorganizzarlo, selezionare i prodotti che quotidianamente fanno di questo archivio un archivio completo, perché c'è un archivio corrente che continuamente viene alimentato dalla produzione dell'azienda, che poi a un certo punto diventerà un patrimonio al servizio della impresa stessa, perché è un archivio che non è consultabile all'esterno. E questa è un'altra delle caratteristiche forse comuni anche, devo dire,
agli archivi della moda, proprio perché spesso e volentieri, questo è un inciso, proprio perché spesso e volentieri gli archivi della moda in capo ad aziende che in quanto tali sono private, utilizzano il loro archivio, come ho detto prima, principalmente per studio, per ricerca e per cercare nuove ispirazioni soltanto internamente. C'è poi un altro livello di riflessione da fare, questo riguarda anche il nostro di archivio, ci arriveremo. Le aziende di moda, dicevo prima, hanno da sempre avuto attenzione, pagato attenzione alla ricerca, perché nulla si inventa nella moda, ma tutto ritorna, come si sa, come si dice anche comunemente, ma è la verità, è così che funziona. Si cerca in archivio e si riattualizza o si prende ispirazione da qualcosa che è già stato. La gran parte delle aziende importanti hanno già un loro archivio, poi come vi dicevo prima magari non è ottimizzato, cioè non è organizzato, non è catalogato, non è valorizzato, però tutte hanno una stanza, un magazzino, un luogo anche fisico dove possono verificare quello che è il loro passato anche in maniera disordinata. E spesso e volentieri le maison di alta moda hanno questa forte gelosia non soltanto nei confronti dei loro prodotti e di quello che è stato il loro passato, ma non gradiscono che la concorrenza e i loro competitor possano avere accesso alle stesse risorse creative a cui hanno accesso loro in prima persona. E questo è uno dei motivi per cui gli archivi aperti al pubblico sono poco, diciamo poco o senza troppa convinzione frequentati da questo genere di impresa. La particolarità di Max Mara è che non è un archivio che racconta soltanto così la storia dell'impresa, ma è un archivio che riesce a valorizzare quello che è il DNA dell'impresa, anche attraverso delle operazioni, come vi dicevo prima, di comunicazione, di esposizione, sempre però utilizzando un materiale che diventa storico e quindi culturale, con uno scopo che passa per culturale perché è una mostra, seppur di moda, ma che ha un fortissimo valore commerciale di posizionamento anche in mercati magari stranieri, esteri, dove la parola Max Mara e la famiglia Maramotti non hanno la stessa incisività che possono avere in Italia. In particolare in questa foto ci sono dei modelli degli anni 70 del famoso cappotto, un cappotto che era nato negli anni 50, lo ricordo per quelli che magari non hanno in mente che non sono magari appassionati di moda, ma che non hanno in mente il capospalla Max Mara, il color cammello, è un prodotto che è nato come appunto cappotto per l'uomo e che è stato però rivisitato e rilanciato da Max Mara degli anni 50 e poi in avanti fino, vedete, a queste versioni coloratissime degli anni 70 e fino ad oggi, come un prodotto iconico per la donna, per il guardaroba femminile, e questa è stata, diciamo, la forza di Max Mara. Gucci è un altro tipico esempio di questo genere, no? Di grandi maison italiane che però hanno un retaggio storico molto importante e che stanno cavalcando l'onda di questo retaggio storico. Però Gucci è un'altra di quelle aziende che lo può fare perché ha un ricchissimo archivio alle spalle. Fino alla Gucci, così come immagino che tutti lo conosciate come brand, Gucci così come Ferragamo è nato per appunto come brand, come azienda che faceva principalmente pelletteria e si è dedicato alla moda ready to wear, quindi agli abiti soltanto di recente, diciamo, negli ultimi 20 anni, da Tom Ford, dalla direzione artistica di Tom Ford in avanti fino alla rivoluzione così di Alessandro Michele, che adesso andremo un attimo a guardare. Ora, ripeto,
Quando nel 2011 Gucci ha aperto il suo museo a Palazzo della Mercanzia a Firenze, che è appunto proprio in pieno centro, e poi di recente ha trasformato Gucci Garden ha trasformato questo museo un po' più tradizionale in Gucci Garden, che invece non so se avete avuto modo di visitare, ma è una via di mezzo tra un museo, una galleria d'arte, un concept store, è veramente qualcosa di molto moderno che sfugge un po' alle classificazioni. Ecco, quando nel 2011 Gucci aveva creato questo museo, aveva una direzione creativa molto diversa, ma aveva capito già allora, in tempi veramente non sospetti, che doveva assolutamente ottimizzare il suo archivio. E per farlo ha lanciato una campagna di recupero sul mercato dei suoi prodotti ormai andati perduti, non soltanto quelli iconici, ma anche quelli un po' meno iconici, ma in qualche modo importanti anche soltanto per le lavorazioni, e ha creato un archivio impenetrabile, c'è da dire questo, e ve lo dico proprio a ragion veduta, perché come sapete, organizzando sugli archivi della moda, sono finora riuscita a coinvolgere molte aziende importanti, da Versace a Bulgari, a Bottega Veneta, Loro Piana e via dicendo, ma Gucci è davvero impenetrabile. E poi a trasformarlo in effettivamente una storia del brand Gucci, che però, ancora una volta, come dicevo prima, rispetto a Max Mara, parla un linguaggio che non è commerciale, ma che comunque ambisce ad essere culturale, e questo va di pari passo con il lavoro di Alessandro Michele. Questo lo dico perché probabilmente dal vostro punto di vista starete pensando che questo ha poco a che fare con l'archivio, cioè questa tipologia, no, di museo di impresa, però effettivamente non sarebbe stato possibile ad Alessandro Michele oggi attingere a piene mani al portato storico e stilistico del brand Gucci degli anni 70 per riportarlo ad oggi, come vediamo in questa slide, nella slide successiva, se non ci fosse stato un archivio completo, ben organizzato, ben catalogato e corredato di informazioni tecniche che riguardano il prodotto. Sulla destra vedete la Jackie Bag. Questa Jackie Bag, che è uno dei prodotti iconici di Gucci, è stata lanciata negli anni 70, alla fine degli anni 60 in realtà, e già allora c'erano le influencer, e Jackie Kennedy sicuramente era una di queste, che fece diventare questa borsa proprio un trend internazionale. Ecco, quando Alessandro Michele, e lo vedete nella foto di sinistra, rilancia questa borsa nel 2021, lo può fare perché ha alle spalle un archivio che tiene traccia di tutti i passaggi del saper fare, del know-how proprio, no? Delle competenze tecniche per ricostruire quella borsa esattamente com'era, dandogli ovviamente però un'interpretazione diversa, nuova e più moderna, seppur con quella, prima lo definivo allure, no? Un po' antico, un po' retro. Sicuramente questa borsa ce l'ha, ed è tra l'altro diventata una borsa unisex, e anche questo è un segno, no, del cambiamento dei tempi. Ecco, tutti questi esempi, torno un attimo su questa slide, tutti questi esempi li faccio proprio per dire che, certo, qui è molto semplice pensare ad un'azienda così importante, a delle aziende così importanti, con anche dei budget stellari che possono effettivamente rimettere mano, no, al loro patrimonio e dedicare energie, risorse, ma non è assolutamente banale decidere di valorizzare dei prodotti che sono diventati iconici, ma lo sono diventati grazie ad una storia che è stata costruita internamente. Questa citazione che io vi ho riportato e che riguarda appunto l'heritage è proprio un po' riassuntiva rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento. In questo testo di approfondimento, appunto, Corporate Brands with Heritage, che risale addirittura al 2015, gli autori scrivevano appunto: tutti i brand hanno una storia, alcuni di questi hanno un heritage, pochissimi lo hanno tramutato in un asset di valore per la propria azienda. Questo vuol dire che è facile stabilire o riconoscere nei brand che ho citato fino a questo momento un fashion heritage, così si dice in inglese, ma non è altro che il patrimonio storico,
cioè un sistema di valori che affonda nella storia ma che diventa poi impalpabile, perché appunto riguarda l'idea, no? Che il consumatore e in generale la gente ha di quell'azienda e di quel brand. Ma non tutte le aziende che hanno una lunga storia possono vantare un heritage allo stesso modo, cioè tutte le aziende hanno una storia più o meno lunga, ma non è matematico, non è automatico che tutte le aziende con una storia possono vantare anche un heritage. Non è così. Loro Piana, ad esempio, che vedete qui, ora non per fare appunto un capro espiatorio, anche Loro Piana è un'azienda storica e anche Loro Piana ha un suo patrimonio, anzi Loro Piana sta costituendo proprio dal 2018, ha messo mano al suo patrimonio e sta costituendo il suo archivio in vista poi della creazione di un museo di impresa, ma per quello che è il suo prodotto ha sicuramente avuto più difficoltà nella costituzione del proprio patrimonio, lo stesso vale del proprio immaginario, scusate. Lo stesso vale per le piccole e medie imprese. Il settore della moda è fatto di tantissime imprese, migliaia e migliaia di imprese che non hanno un brand di riferimento, non possiedono un brand, ma lavorano per i brand, quindi fanno parte della catena del valore, della filiera. Faccio proprio degli esempi banali per farvi capire. C'è chi fa le zip, chi fa una parte del prodotto che poi viene assemblato altrove, c'è chi stampa e via di seguito. È chiaro che delle aziende che fanno questo, che hanno una storia molto lunga, un saper fare altrettanto bello e certificato, è giusto che valorizzino il loro patrimonio, anche solo per certificare agli occhi dei loro committenti, quindi i brand, la loro capacità, e lo possono fare solo se hanno un archivio che canta, che racconta e che apporta veramente tutte le informazioni necessarie. Per le imprese, per le aziende che poi hanno anche un sistema di valori veramente impalpabile che ormai è entrato sotto pelle invece nel consumatore, vantare un heritage è sicuramente più facile e immediato, e sicuramente la creazione poi, l'affiancamento ecco poi della creazione di un museo di impresa all'archivio è fondamentale in questo senso, proprio perché è normale che sia così, l'archivio non ha le stesse capacità emozionali o di intrattenimento, se non opportunamente organizzate, però ecco, che può avere invece il museo, che in una chiave espositiva è sicuramente più accattivante per natura, anche perché deve raccontare una storia. Allo stesso modo, l'identità di brand riguarda sicuramente gli elementi visibili che distinguono il brand nell'immaginario dei consumatori, ma non hanno niente a che fare con l'immagine del brand, cioè tutti gli aspetti, diciamo, stilistici di quel brand. L'identità riguarda invece quel sistema appunto di valoriale, quel sistema di valori che fanno e che riconoscono, che fanno riconoscere il consumatore in quel determinato brand. Per farlo l'identità, cioè per valorizzare questa identità, per comunicare al meglio questa identità, l'archivio è lo strumento fondamentale, perché nell'archivio risiede sempre il DNA dell'impresa, dell'imprenditore e quindi il DNA anche del brand che quell'imprenditore ha costruito. Questa è un'immagine che tratto, che ritrae una mostra di Emilio Pucci che è stata fatta nel 2018 mi pare, o 2019, Bonaveri e Fanno Pucci, proprio a Palazzo Pucci. Ecco, la brand identity, l'identità di marca di Emilio Pucci è immediata, è ormai entrata sotto pelle, sono i colori eccezionali, l'acqua marina di Capri, sono appunto delle stampe tessili subito, immediatamente riconoscibili, sono quelle appunto della
non so, della nobiltà o della jet set americano in visita o in vacanza in Italia. Insomma, è tutto un sistema di valori fatto di una serie appunto di elementi che vanno dalla valorizzazione del materiale e quindi dalle sete più preziose alle scelte stilistiche, ma soprattutto all'allure che queste scelte stilistiche producono, che se non fossero, se non poggiassero su materiali di archivio che testimoniano che quella storia ha un passato lungo, non sarebbero altrimenti comunicabili. Ora, ho detto appunto che, come dicevo, appunto l'ho già riassunto, ho detto che non tutte le aziende possono dire di avere un proprio heritage, ma soprattutto anche quelle che hanno l'heritage non è detto che abbiano capito come effettivamente rendere questo heritage un vero e proprio asset, quindi un elemento di posizionamento per l'azienda. Per farlo, perché questa azienda possa dire di avere una storia e quindi possa dimostrare di avere una storia e raccontarla, è necessario che costituisca il proprio archivio. Ora, sugli archivi d'impresa non è necessario che mi dilunghi molto perché voi siete sicuramente più informati di me su questo argomento, però ecco, diciamo che nella disciplina si tratta di un argomento relativamente, dico relativamente perché ormai sono passati tanti anni, relativamente recente, e quindi come tutte le questioni no, recenti, soprattutto gli archivi di impresa moda, scatenano, dicevamo prima con i professori e con i curatori del seminario poc'anzi, scatenano, no, delle riflessioni, dei contrasti anche di approccio di natura operativa. Vediamoli. Perché questo? Perché anzitutto, come sappiamo, l'archivio è un contenitore di significati. Questi significati però ovviamente hanno un senso leggibile all'interno di un contesto se sono collegati tra di loro, quindi se appunto il famoso vincolo di cui parlavamo, se questo vincolo è rispettato, quindi se i materiali rimandano l'una all'altra, delineando effettivamente un percorso, addirittura descrivendo un linguaggio, descrivendo appunto un linguaggio che sia il più possibile condiviso e compreso da tutti gli attori coinvolti, allora si può diciamo, riuscire a ragionare attorno ad un contesto specifico, che è quello appunto della moda. Per riassumere, il contesto della moda, come tutti i contesti collegati, va appunto interpretato, nel senso che tutti i contesti hanno delle specifiche, delle declinazioni, degli intendimenti, diciamo delle caratteristiche che rendono poi difficile o appunto complicato comprenderlo se non si è addentro alla questione. Per questo ho parlato di un linguaggio condiviso. Non c'è narrazione senza un linguaggio condiviso. Cioè, all'interno degli archivi di ciascuna impresa, per quanto possano essere trattenuti, mantenuti e in qualche modo tutelati il vincolo naturale che esiste tra gli elementi, sarà anche quasi intuitivo per diciamo, la persona incardinata in azienda, quindi il dipendente, comprendere quei significati, comprendere quel linguaggio, ma è sempre un metalinguaggio. Ed è quindi questa la grossa difficoltà degli archivi di impresa del sistema Moda Italia, la difficoltà di parlare tra di loro, proprio perché è una situazione che sfugge fondamentalmente ad una normazione, ma è in capo alla volontà e alla capacità anche economica, oltre che culturale, dell'imprenditore. Non esiste un linguaggio condiviso. Bisogna assolutamente crearlo, e questo vale per gli standard di catalogazione, che diciamo che non esistono, veramente io ho visto di tutto in questo contesto,
ma vale anche proprio per il modo in cui vengono trattati questi elementi, questi materiali. Il motivo principale per cui effettivamente un'azienda dovrebbe impegnarsi a costituire il proprio archivio storico, non sto a dirlo a voi, ma è ovvio che, anche rispetto alle cose che ho detto fino a questo momento, è anzitutto una scelta di immagine, oltre che ovviamente una scelta culturale che serve a valorizzare, a tutelare il proprio passato, il proprio saper fare, e di immagine perché? Perché migliora il proprio posizionamento, la propria immagine anzitutto sul territorio, perché un'azienda che ha un museo di impresa e apre le porte del suo museo di impresa a raccontare, come il caso di Ferragamo, una storia che riguarda il suo fondatore e i prodotti che ha fatto, che ha realizzato, ma racconta anche lo stato dell'arte su alcuni argomenti, come l'ultima mostra sulla sostenibilità nel settore moda, racconta di arte e di cultura in generale, aiuta il territorio a crescere in qualche modo. Dall'altro lato si acquisisce una maggiore credibilità sociale, che quindi ripeto sul territorio, al di là del mercato, ma sociale perché? Non soltanto per questo genere di contributo che ho appena descritto, ma perché effettivamente un brand che investe sul proprio passato e ha voglia di raccontarlo, passa immediatamente, racconta di sé una storia che magari ha radici profonde e che si intrecciano con il paese che lo ospita, con le dinamiche sociali, con tutto quello che ovviamente è correlato e che ne consegue. Questo schemino avevo proprio intenzione di sottoporvelo, è la prima cosa che ho pensato quando mi hanno invitata a questo seminario, perché probabilmente finora appunto avete sentito gli interventi di colleghi molto titolati, che hanno esperienze molto addentro anche alle imprese, ma non solo. E il valore degli archivi di impresa va sempre letto da più punti di vista. Perché da più punti di vista? Perché il principale valore per l'azienda nella costituzione del proprio archivio di impresa è sicuramente un risparmio e un'ottimizzazione in termini di ricerca e sviluppo a favore degli uffici stile. Nel senso che l'ufficio stile di norma, quando sviluppa una nuova collezione, attinge, come abbiamo detto tante volte, al proprio archivio, quindi va innanzitutto a vedere se ha già fatto qualcosa di simile a quello a cui sta pensando di sviluppare creativamente. Spesso succede anche che vada all'esterno a consultare archivi di consultazione aperta. Per esempio, vi faccio appunto questo esempio specifico che riguarda molto la prassi degli uffici stile. Spesso succede che vanno a consultare gli archivi di vintage, in particolare l'archivio di Angelo Caroli a Lugo o gli archivi Mazzini a Massa Lombarda. Perché? Sono consapevoli che tutti gli uffici stile, addirittura di tutto il mondo, vanno in questi posti a cercare, a studiare i capi, ma non lo fanno tanto per lo stile in sé, quanto per la modellazione, la creazione effettiva, le rifiniture, la costruzione dell'abito. Ecco, se non ci fossero questo genere di archivi, l'archivio interno che serve appunto a ricostruire e a reinterpretare il DNA, no? Il DNA del proprio brand, della propria produzione, e gli uffici, e gli archivi esterni per questo genere di studio, quindi comunque uno studio del passato, di documenti che appartengono al saper fare del passato, probabilmente non ci sarebbero collezioni nuove di alta moda altrettanto ben studiate. Poi naturalmente la proposta di valore numero 2 è per la comunicazione e per il marketing, nel senso che abbiamo detto prima, l'heritage marketing è ormai diventato una vera e propria branca del marketing applicato al patrimonio storico, nel senso che la valorizzazione e la comunicazione verso l'esterno del proprio patrimonio è veramente un lasciapassare
per raccontare un'identità, per raccontare la propria storia, per raggiungere, per ottenere una credibilità, perché i brand storici possiedono una credibilità sul mercato che brand più recenti, questo è ovvio, non sono riusciti ancora ad ottenere. E poi ovviamente una fonte storica per il sistema moda. Le attività chiave che fa un ufficio, appunto diciamo un dipartimento archivistico, quando c'è all'interno delle imprese che svolge attorno all'archivio, è ovviamente la manutenzione e il lavoro di archiviazione quotidiano, ma soprattutto è un supporto veramente concreto a quello che dicevo prima, alle attività istituzionali, quindi al marketing, alla comunicazione e all'organizzazione di eventi. Altrettanto importante è la relazione verso l'esterno, sempre per la ragione che vi dicevo prima. Musei, università e apertura alla consultazione all'esterno, ancora una volta raccontano di un'impresa che è talmente sicura di sé, talmente posizionata sul mercato, che apre sostanzialmente il proprio saper fare, il proprio know-how all'esterno e lo supporta, anzi lo incoraggia. Questo serve quindi a ottenere un grossissimo ritorno di valore, perché accomuna da vicino il brand e il panorama culturale e sociale in cui si muove. Faccio un esempio: Tod's, avrete sentito che Tod's qualche anno fa ha finanziato il restauro del Colosseo. Fendi ha finanziato il restauro della Fontana di Trevi e poi ha organizzato una delle sue sfilate di recente proprio in quella location. Ecco, si stringe il legame tra quell'azienda e il panorama culturale, in questo modo si afferma sul mercato una credibilità, una serietà che trascende le motivazioni commerciali in termini di reputazione e di credibilità. Tutte queste cose sono strettamente connesse all'archivio e non sto a dirlo a voi perché siete i primi a sostenere l'importanza dell'archivio, però vi assicuro che nel contesto in cui si muove la fondazione, quello appunto delle imprese, non è così banale. Gli archivi della moda hanno ovviamente delle specificità che so che avete già in qualche modo affrontato, però faccio appunto quest'ulteriore recap filtrato ovviamente dalla mia piccola esperienza. Gli archivi appunto della moda sono costituiti da materiale molto eterogeneo. Perché? Perché sono frutto della produzione interna dell'azienda, ma sono spesso e volentieri frutto della produzione esterna. E adesso poi vedremo nel dettaglio cosa questo voglia dire. L'archivio ha sempre ovviamente una natura conservativa, ma soprattutto, a maggior ragione nel caso di archivi di impresa, deve privilegiare la finalità di fruizione. Su questo punto poi facciamo un attimo un affondo su quel confronto, no, professionale tra archivisti e il resto del mondo che si occupa di archivi di impresa, che dicevamo all'inizio. E un archivio della moda, ovviamente, lo metto in grassetto per dire che la penso come voi, non si esaurisce con lo studio dei singoli oggetti, perché ovviamente tutti gli oggetti devono essere parlanti, collegati tra di loro e soprattutto bisogna studiare per rintracciare i documenti relativi alla produzione, anche solo per la semplice ragione che spiego al punto 1. Perché i materiali che si trovano all'interno dell'archivio di un'impresa X non è detto che siano stati prodotti e realizzati all'interno di quell'impresa X, ma magari provengono da un'azienda Y. E vediamo come. Succede molto spesso che le imprese appaltino, subappaltino in qualche modo alle imprese della filiera la realizzazione di una parte di prodotti. Appunto è comune nella pratica delle aziende di settore commissionare parti di prodotto a ditte esterne, e questo vuol dire quindi che in realtà quel prodotto appartiene ovviamente all'archivio di prodotto dell'azienda, ma non è stato realizzato da quell'azienda stessa, è stato acquisito. Addirittura
si parla in questo caso di collezioni acquisite, di fondi addirittura acquisiti in molti casi, perché è comunissimo che un'azienda, sempre ai fini dello studio, della ricerca, e quando dico studio intendo lo studio della confezione e della realizzazione tecnica di quel prodotto, è molto quindi diffuso che l'acquisto di prodotti che l'azienda acquisti prodotti di altri brand e quindi appunto si può parlare di collezioni aggregate. Questo rende veramente complicato destreggiarsi all'interno di questi materiali, non soltanto perché hanno caratteristiche tecniche e quindi per una descrizione ovviamente molto diversa tra di loro, ma perché ciascuno di questi elementi necessita di un trattamento diverso, di un intendimento diverso, di una conservazione diversa, e spesso questa cosa non è così semplice da far passare. Anche soltanto l'idea, faccio un esempio veramente molto banale, ma è la cosa proprio tipica che mi è successa quando mi sono trovata a dire la mia su come iniziare, no? A mettere mano al patrimonio aziendale per cercare di organizzarlo. La prima cosa che io ho suggerito e suggerisco sempre è, come ovvio, portare tutto il materiale in un'unica sede, concentrare tutto per poi appunto agire di conseguenza. Questa è una cosa molto banale, ma che nella prassi aziendale non succede o succede con grandissimo sforzo, perché i materiali che dovrebbero confluire all'interno dell'archivio di impresa spesso si trovano anche nelle case private dei manager che sono passati attraverso quell'azienda, quindi il lavoro di rintracciamento di questi materiali è veramente arduo, e poi tutto quello che ne consegue. Se avete qualche domanda o se non sono chiara in alcuni punti, vi prego di fermarmi. Questa è un'altra cosa che sicuramente sapete da soli, cioè che il prodotto vestimentario ha contenuti di natura diversa, e tutti questi contenuti, quindi di natura tecnologica, sociale e ambientale, devono essere in qualche modo riportati nella descrizione catalografica. Sembrerà qualcosa di veramente banale, quindi quando si descrive quel prodotto, quell'oggetto, descrivere bene le lavorazioni, i materiali, chi ha realizzato quell'oggetto, come, in che contesto, dove viene fisicamente assemblato, quali sono le materie prime che lo compongono, ma vi assicuro che sono tutte informazioni non soltanto molto difficili da recuperare, anche per la motivazione vera, per la ragione vera che la filiera della moda è veramente sfaccettatissima, cioè per realizzare una giacca e c'è il caso che vengano coinvolte 3 o 4 aziende diverse, quindi è più difficile recuperare tutte queste informazioni, farsele passare se non attraverso specifiche interviste, anche lì spesso diverso perché c'è un turnover molto sostenuto, soprattutto per le aziende più recenti, e quindi riuscire a far passare che questi contenuti debbano essere rispecchiati nella descrizione catalografica, vi assicuro, è qualcosa di molto arduo, non soltanto perché l'impresa difficilmente comprende l'utilità di queste informazioni, perché se banalmente non sono delle informazioni che nell'immediato possono dal loro punto di vista essere utili, ma proprio difficili da recuperare, perché spesso e volentieri sono informazioni su date, su caratteristiche, su materiali che si disperdono strada facendo. Questo è il grande tema che ha cercato appunto il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ha cercato di, e ovviamente l'Istituto Centrale per il Catalogo, ha cercato di in qualche modo di normare, no? Attraverso la famosa scheda VEAC, che sicuramente conoscerete. Però ecco, è qua che i nodi vengono al pettine quando si confrontano i due mondi, quello ministeriale e quindi il pubblico e il privato, perché la scheda VEAC è uno sforzo incredibile e ammirabile
ha costituito veramente una pietra miliare in tutto questo discorso che stiamo facendo, soltanto che la scheda VEAC ha innanzitutto delle caratteristiche di dinamica, no? Di catalogazione, di descrizione molto articolate, che ovviamente non si confanno con i tempi medi che un'azienda, un privato può dedicare a questo genere di attività, quindi alla catalogazione, ma soprattutto è una scheda che, come sapete, è pensata soprattutto per tarare, per catalogare, per normare i vestimenti anche antichi, che ovviamente sono quelli che si trovano soprattutto in capo agli istituti pubblici come appunto i musei. Quindi, per ricapitolare, è una scheda che sicuramente è più utile alle istituzioni museali che alle aziende. Io tutte le volte che ho provato, parlando con le aziende, a fare anche solo riferimento all'esistenza di appunto di uno standard di questo tipo, ecco, non ho mai ricevuto una grande apertura. Ed è quello che dicevo prima, mi piacerebbe poi magari alla fine discutere con voi di questo argomento, visto che siete archivisti e che quindi capite quello che sto dicendo. L'impresa recepisce veramente molto male, per ignoranza, devo dire, spero che non ci siano imprenditori all'ascolto, però spesso per ignoranza recepisce molto male il dialogo con l'archivista in quanto tale. E allora io penso che questo nasca soprattutto perché spesso, ecco, diciamo che non tutti i professionisti sono disposti o sono talmente elastici da appunto venire incontro alle esigenze appunto dell'imprenditore, sacrificando però ovviamente delle normative, delle direttive che sono degli standard che sono disciplinati dall'archivistica. Ed è questo, credo, alla base appunto della diffidenza del mondo del privato, delle imprese rispetto invece al mondo di cui appunto gli archivisti, no, fanno parte. Questo è ecco un dibattito che all'interno del corso archivi della moda salta sempre fuori e mi piacerebbe che mi diciate la vostra. Ma passiamo all'archivio della fondazione, anche perché sicuramente la parte che mi interessa di più raccontarvi. Intanto questo che vedete è il caveau dei tessuti, cioè è il caveau dove noi, una stanza ovviamente, un ambiente termoregolato, con le caratteristiche ministeriali del caso, gli standard ministeriali del caso, dove noi teniamo i disegni tessili su tessuto. Già vedete un po' quello che in questa immagine proprio plasticamente vedete un po' la differenza tra un archivio che deve diciamo avere come primo obiettivo la conservazione ed un altro che magari privilegia molto di più la fruizione. Chiaro che l'ideale sarebbe avere un equilibrio perfetto, perché tutti siamo per la conservazione di materiali così importanti come questo. Però la scelta che è stata fatta da noi in fondazione è stata quella di appendere le tirelle dei tessuti con i cappellotti originali che vedete, appenderli verticalmente all'interno di questi compattabili, di queste strutture compattabili che permettono quindi un accesso diretto, come vedete nella foto, per appunto prelevare questi disegni. Andiamo per ordine, vi racconto meglio l'archivio. Allora, intanto l'archivio della fondazione è nato, o meglio al contrario, la fondazione è nata attorno all'archivio, nel senso che il dottor Masotti, quando ha deciso di costituire la sua fondazione, l'ha fatto perché ha avuto l'opportunità di acquistare un archivio, che è appunto il Fondo Renzo Brandone, un archivio di impresa, di un'azienda tessile milanese che si chiamava Silkin e che è stata in attività per tanti anni, tra la fine degli anni 70 al 2013, il cui proprietario era appunto Renzo Brandone, a cui poi è stato intitolato il fondo. Era un'azienda converter
che stava chiudendo e che avrebbe altrimenti venduto anche a spizzichi e bocconi, disperdendo questo patrimonio di 30.000 pezzi, anche in giro per il mondo, perché gli acquirenti erano anche stranieri. Ora, perché è così importante questo archivio? Non soltanto per la mole di materiali che vi descrivo in questa slide, ma perché racconta veramente un archivio di impresa, cioè racconta un pezzo della storia del Made in Italy attraverso una delle fasi, uno dei segmenti che compongono la filiera così sfaccettata che dicevamo prima essere quella del settore moda, quella della stampa tessile. Questo signore Renzo Brandone aveva quindi la Silkin, che era un'azienda converter. Cosa vuol dire azienda converter? Era un'azienda che sostanzialmente si relazionava alle aziende, ai clienti che necessitavano di stampare dei tessuti per le loro collezioni, per le loro confezioni, e si occupava di trovare i disegnatori più adatti per la realizzazione del disegno che poi avrebbe stampato attraverso il suo network di stampatori, soprattutto nel Comasco, dove c'è il distretto più importante in Italia per la stampa tessile. La particolarità e quindi anche la preziosità e l'unicità di questo archivio e quindi dell'azienda che lo ha prodotto è che, al contrario delle aziende tessili tradizionali, la Converter e la Silkin in particolare non aveva al suo interno dei disegnatori a cui faceva produrre stagionalmente delle collezioni da offrire, da proporre ai suoi clienti, ma al contrario lavorava su misura per il cliente. Quindi questo ha garantito una quantità, una consistenza di questo fondo così appunto importante, ma soprattutto ha garantito e ha garantito finora, ad oggi, una qualità così importante perché la Silkin lavorava con le più importanti aziende, i più importanti brand del Made in Italy. Faccio qualche nome, ma veramente ce ne sono tantissimi. C'è Moschino, come vedete nell'immagine in alto che vi ho messo in questa slide. Quelli che vedete sono delle sagome per la realizzazione di una stampa, della stampa di un costume da bagno. Infatti vedete la sagoma della silhouette femminile. Moschino, Valentino, Armani, ovviamente la Perla, Max Mara, Sport Max, Biblos, Prada. Veramente immaginate, datemi il nome di una azienda del Made in Italy e soprattutto degli anni d'oro del Made in Italy, e qui troverete delle grafiche, dei disegni realizzati ad hoc per loro. La particolarità, ed è poi il motivo per cui questo archivio è stato acquistato, è che appunto, non essendo delle collezioni già pronte, ma essendo dei disegni, dei set di disegni che venivano commissionati ai migliori disegnatori presenti sul mercato nazionale e internazionale, molti di questi disegni non sono mai stati stampati, non sono mai andati in stampa e quindi sono ancora disponibili e pronti, diciamo, liberi per poter essere ristampati, chiaramente con le dovute eccezioni, con i dovuti aggiustamenti. Questo ve lo racconto meglio dopo. E quindi il Fondo Brandone è aperto alla consultazione delle imprese che vogliono trovare ispirazione per le loro collezioni, ma volendo anche acquisire diritti commerciali per la riproduzione di questi disegni. Ed è questo che fa dell'archivio della Fondazione un asset. Queste sono un po' le caratteristiche del Fondo Brandone, che è il fondo principale dell'archivio, cioè sono 30.000 disegni tessili su carta e tessuto che, come vi dicevo, sono divisi in 2 caveau dedicati, termoregolati, con temperatura e umidità controllate, con i criteri di conservazione del caso. Noi facciamo appunto anche un sistema di ovviamente tracciatura e con trappole ai feromoni per eventuali attacchi microbiologici, e teniamo sotto controllo questo aspetto, però fondamentalmente è un archivio che deve essere
utilizzato quotidianamente. Sottolineo che il tutto è digitalizzato, quindi la gente che viene qui su appuntamento consulta anzitutto da catalogo digitale l'archivio e quindi quasi nessuno entra fisicamente nei cavò, e questo permette di mantenere una qualità, uno standard importante. I materiali sono relativamente recenti perché risalgono appunto agli anni di attività della Silkin, che quindi vanno dalla fine degli anni 70 più o meno al 2013-2012, e poi però ci sono anche 3.000 disegni antichi, 5.000 volumi di settore che compongono la biblioteca, di cui poi vi ho fatto una slide. Ci sono 2.000 carte prova. Cosa sono le carte prova? Sono dei posteroni, così mi piace chiamarli, di carta, su cui venivano appunto stampati i disegni già messi a rapporto per essere stampati sul tessuto, che poi avrebbe, diciamo, offerto la confezione per le aziende di cui abbiamo detto. Una bellissima collezione di 86 libri campionario che provengono per lo più dal mercato antiquario francese, soprattutto dal mercato di Lione, che è l'alter ego, diciamo, del distretto tessile di Como appunto per la Francia. Ma la cosa interessante è che molti di questi libroni, che sicuramente avrete già Marinella Bianco vi avrà fatto vedere, perché ne sono piene le aziende per cui lei ha fatto degli interventi di catalogazione, di archiviazione, sono molto particolari perché sono degli oggetti da un punto di vista archivistico molto complessi da descrivere, proprio perché, come vedete, raccontano dei mondi molto disparati. Al momento questo è un materiale che non è stato digitalizzato e che quindi viene consultato e quindi non è stato neanche catalogato, devo dire la verità, e che quindi viene consultato su richiesta a seconda del tipo di ricerca che fanno, anche perché, dicevo, molti di questi disegni provengono dal mercato antiquario francese, ma molto più comunemente sono di origine cinese e giapponese, quindi abbiamo un corpus di materiali orientali veramente molto affascinante. Abbiamo poi 204 libri di variante colore che sono collegati ai disegni su carta e tessuto di cui vi ho parlato prima. Cioè noi abbiamo, come vi dicevo, tutta la documentazione correlata ai disegni che venivano realizzati su carta e su tessuto a mano, sottolineo, sono veramente delle opere d'arte. Abbiamo le carte prova, abbiamo dei cosiddetti libri e quaderni di incisione, sono 106, lo vedete in fondo, cioè sono dei quaderni in cui questa azienda da cui abbiamo acquisito questo fondo con grandissima precisione appuntava delle informazioni per noi vitali per la descrizione di questi oggetti, tipo il committente, la data dell'incisione, la data di creazione del quadro di incisione. Perché? Perché tutti questi disegni venivano stampati con la stampa a quadro, cosa che differisce dalla prassi della stampa tessile attuale, che invece è per lo più una stampa digitale. Ma poi ci sono informazioni riguardanti anche, non so, lo stampatore stesso. Quindi ecco, mettendo insieme tutte queste informazioni, devo dire che la descrizione archivistica di questo fondo è particolarmente completa, particolarmente precisa. Non è l'unico fondo che noi possediamo, adesso ve lo racconto. Questo è uno spazio diciamo, che vi ho inserito proprio perché non riesco in questa sede a invitarvi tutti in fondazione, ma quando vorrete le porte sono assolutamente aperte. La biblioteca è lo spazio che è aperto alla consultazione, dove chi viene a consultare l'archivio può ovviamente venire a consultare a livello digitale i materiali, ma soprattutto può consultare, scusate, la biblioteca, che sono 5.000 volumi di settore. Sottolineo che la biblioteca è parte integrante del fondo Renzo Brandone, nel senso che era la biblioteca dell'azienda che ha costituito il fondo Brandone, ed è un patrimonio molto importante perché ci sono dei libri rari, ci sono dei libri fuori catalogo, fuori commercio,
anche ancora una volta orientali, che venivano acquistati all'estero o appunto ancora una volta sui mercati antiquari proprio per studio e per ricerca. Noi abbiamo cercato sia per quello che riguarda l'archivio, i materiali dell'archivio, sia per quello che riguarda il fondo, quello che era appunto il fondo librario, che adesso però è diventata una biblioteca che è stata catalogata in quanto tale, abbiamo cercato di mantenere e di fotografare un po', no? Quasi morbosamente qual era lo stato dell'arte dell'azienda, quindi di mantenere un po' i criteri di catalogazione, di descrizione, seppur rudimentali, dell'azienda, semplicemente perché coincidono per noi i target di fruitore, di fruizione. Cioè, così come quell'azienda là lavorava con creativi, anche noi lavoriamo principalmente con creativi, e quindi è importante che il criterio di accesso sia ai libri che sono a scaffale aperto, che poi anche all'archivio, come vi ho fatto vedere, sia veramente immediato, ma soprattutto a favore di mente creativa. Il fondo Emanuel-Svili è il secondo fondo della fondazione ed è il frutto di una donazione questa volta, ed è una donazione dei coniugi Svili, Giorgia ed Emanuel Svili, che erano proprietari di questa azienda tutta appunto bolognese, che poi appunto ha chiuso, e loro ci hanno donato una parte molto consistente, che vedete riassunta numericamente in questa slide, legata a un progetto che loro appunto avevano chiamato Vestirsi per divertirsi. Cioè, in sostanza, la loro era un'azienda che faceva camiceria e ricami su camiceria, un ricamo industriale. Avevano iniziato a lavorare alla fine degli anni 70, raggiunsero il boom e il successo negli anni 90, quando acquisirono le licenze di Walt Disney e di Warner Bros. Quindi sostanzialmente ottennero la possibilità di riprodurre sulle felpe, sui maglioni, per tutta la famiglia, tra l'altro, quindi per un target, anche questo è un dettaglio merceologico importante, per tutti, e questi ricami con soggetto Paperino, Topolino e compagnia. Noi abbiamo però tutto un archivio che si direbbe appunto di brand heritage, di valorizzazione del brand heritage questa volta, perché è collegata a Emanuel Svili attraverso i capi, quindi ci sono 67 prodotti, ci sono i faldoni relativi ai bozzetti ricamo, quindi a come effettivamente tecnicamente venivano realizzati questi ricami. Ci sono dei faldoni di fotografie di prodotto, di vetrine, delle sfilate. Ci sono queste interessantissime style guide, che sono proprio le linee guida che l'azienda riceveva dagli Stati Uniti, quindi da Walt Disney e da Warner Bros., per la riproduzione di questi disegni che dovevano seguire ovviamente determinati standard. E poi vedete nel disegno in alto, appunto nell'immagine in alto, un disegno proprio fatto a mano con una grafica di Pippo di Guffy. Insomma, tutta una serie di materiali che permettono veramente di ricostruire in un fondo che è in corso di catalogazione e che presto sarà possibile consultare anche online, e fotografare veramente la storia di questo brand. Spero di non essere andata troppo lunga, ma adesso arriviamo al terzo dei fondi, diciamo così, dell'archivio della fondazione. Dico tra virgolette perché Fashion Photography Archive in realtà è un database tutto digitale che raccoglie circa 2000 tra immagini di campagna, lookbook e cataloghi provenienti dai più importanti brand dell'Emilia Romagna. Adesso vi spiego meglio. Si è trattato di un progetto che noi abbiamo avviato con una triangolazione tra noi, l'Università di Bologna e le imprese che vedete sotto. Alberta Ferretti, Filosofi, Moschino, Furla, La Perla, Borbonese, VP Lavori in Corso, che è il produttore del brand Woolrich, e l'Ecupen. Una triangolazione che ci permetteva di avviare dei tirocini formativi per l'Università di Bologna, che ci permetteva di mandare i ragazzi presso queste aziende a catalogare per noi, per il nostro archivio, le immagini di campagna che appartengono a questi brand. Il progetto è molto interessante perché non soltanto
in qualche modo sensibilizza e arricchisce le competenze anche in questa chiave dei ragazzi che non sono archivisti, che studiano magari moda o arte, quindi cose assolutamente slegate, no? Dall'archivistica, quindi non sanno cosa sia una descrizione archivistica, un catalogo, eccetera. Ma il bello di questo progetto è che il risultato è veramente molto sfaccettato, cioè è un catalogo per immagini della storia della pubblicità di moda dei brand che hanno sede in Emilia Romagna, perché il nostro obiettivo era anzitutto valorizzare, soprattutto quando siamo partiti, era valorizzare il lavoro delle imprese del territorio. Quello che noi facciamo, e quindi quello che fa in generale l'archivio e quindi ovviamente la fondazione, questo per esempio che vedete nell'immagine, no? Questo foglio al centro, è una delle pagine tratte dai cosiddetti quaderni di incisione che vi ho raccontato prima, cioè vedete che ci sono tutta una serie di elementi, tra cui anche la fotografia del disegno o della grafica di riferimento, ma poi abbiamo appunto anche addirittura il catalogo, vedete in questo caso sullo sfondo vedete dei fiori, no? C'è un poster con dei fiori. Questo poster coi fiori è stato, ve lo racconto perché secondo me è molto interessante, è stata la grafica che è stata stampata su un tessuto commissionato da Moschino. A sua volta Moschino però aveva trovato ispirazione per la realizzazione di questo tessuto, per questo disegno, da un vivaio, quindi aveva portato con sé alla Silkin, a cui aveva commissionato la realizzazione di questo prodotto, un catalogo di un vivaio, quello dei fratelli Ingegnoli di Milano, che vedete sulla scrivania. Noi abbiamo poi il quaderno di incisione che ci racconta dove sono state stampate, dove è stato stampato il disegno e da chi era stato commissionato, e infine il librone che vedete in un dettaglio sulla sinistra è il libro delle varianti colore, che ci racconta su stoffa tutte le varianti di colore che sono poi state realizzate o anche soltanto provate per quel tipo di disegno. I servizi che noi facciamo per i professionisti del settore sono ovviamente un lavoro di, non dico consulenza, ma sicuramente di supporto e di assistenza alla consultazione dell'archivio che, essendo costruito con determinati criteri, ha bisogno, ecco, di essere supportato, oltre al fatto che il creativo che arriva magari ha in mente un determinato progetto e quindi un determinato mood, un determinato trend e lo chiede a noi e noi siamo in grado di indirizzarlo attraverso appunto questa ricerca personalizzata. Ma soprattutto facciamo anche un servizio che è sicuramente un po' aggiuntivo rispetto a quello che potrebbe fare un archivio normale, cioè riusciamo ad attualizzare questi disegni mettendoli a rapporto. Cioè, cosa vuol dire? Tutti i disegni che devono diventare dei tessuti, devono essere stampati per dei tessuti, devono essere ovviamente ripetuti e ripetibili con un determinato schema che permette poi di coprire una metratura più o meno lunga per la realizzazione di un tot di abiti. E i disegni che noi abbiamo sono, ve l'ho detto, dei prototipi, delle proposte per le imprese, quindi questi disegni per essere stampati devono essere messi a rapporto. Questa è una cosa che dovrebbe fare di norma l'archivio, scusate, il creativo che viene a consultare l'archivio, perché è questo che fa un creativo, però ecco, noi facciamo anche questo tipo di lavoro, no, di supporto per la stampa, abbiamo fatto appunto dei corsi che ci permettono di coprire anche questo settore. Chiudo con il racconto dei progetti speciali e delle collaborazioni che sono nate attorno a questi bellissimi disegni che vi ho raccontato. Perché? Perché, ve l'ho detto sin da subito, il nostro archivio è stato pensato prima di tutto per essere usato, per essere riattualizzato, per valorizzare l'heritage, che è la parola chiave che abbiamo detto fin dal principio. E per valorizzarlo è necessario fare di questi disegni qualcosa di nuovo e di diverso. C'è riuscita la stilista Chiara Boni della Petit Robe, che è appunto un brand di base a Milano, che nel 2017 ha selezionato un disegno del fondo Brandone che vi faccio vedere tra un attimo, tra l'altro un disegno
che vi racconta anche bene questo processo di costruzione del disegno ai fini della stampa, e ha realizzato questi due abiti da cocktail total look che vedete hanno sfilato a New York per la Spring Summer del 2017, rendendo chiaro quello che è l'obiettivo di quest'archivio e dei suoi disegni. Allora, quello che voi vedete sulla sinistra è il disegno originale, vedete che anche il numerino che faceva già parte, no, del materiale così come era quando noi l'abbiamo recuperato, e vi racconta molto bene come tempera su cartoncino, sia un all-over, sia datato 1975-1986, vi racconta bene quello che vi ho detto, cioè che fosse un disegno realizzato a mano, ma un bozzetto, una prova, no? Un prototipo che per essere poi sviluppato aveva sicuramente necessità di essere completato. Infatti la parte bianca e la parte in alto è lasciata totalmente in bianco a suggerire il proseguimento. Sulla destra vedete poi il lavoro che ha fatto Chiara Boni, cioè ha completato questo disegno in all-over, l'ha però totalmente stravolto, perché qui ha queste caratteristiche. Guardate, torniamo un attimo all'immagine di prima, vi rendete conto che è quasi irriconoscibile il disegno, perché ha cambiato i colori, ha cambiato le proporzioni, e soltanto in questo modo, quindi non riproducendo pedissequamente il disegno, ma valorizzandolo, cambiandolo, riattualizzandolo, ha valorizzato questo posseduto, questo portato. Faccio vedere un altro esempio, l'ultimo, poi vi lascio tempo per fare le vostre considerazioni, le vostre domande, che è un progetto che si è realizzato sia nel 2018 che nel 2019 grazie alla collaborazione con Simone Guidarelli, che è uno stylist che lavora principalmente per Vanity Fair e che ha selezionato un disegno antico del fondo Brandone, uno di quei disegni che è contenuto all'interno dei libri campionario, quindi veramente una cosa molto particolare, adesso vi faccio vedere, che ha realizzato una serie di carte da parati. Quindi ci siamo aperti non soltanto al settore della moda, ma anzi devo dire che il settore del design, dell'interior design è particolarmente più sul pezzo su questo, nel senso che è molto più apparentemente aperto a questo genere di creatività, e l'ha fatto suo, ha totalmente cambiato l'aspetto del disegno. Vediamo se c'è, ecco, questo è il disegno originale, come vedete è datato 1820, viene dalla Francia ed è un libro campionario che è realizzato con tutti i tessuti jacquard, completamente diverso rispetto a quello che avete visto prima. Ve lo faccio vedere, c'ha questi garofani, questo lavoro, questo giro, no? Questo movimento molto Art Nouveau di questa linea schiocco di frusta che, no, percorre tutto questo tessuto. Riguardatelo qui e ditemi se riconoscete lo stesso disegno. Non soltanto c'è lo struzzo, che è un elemento in più, ma ha cambiato radicalmente l'aspetto, e questa cosa l'ha fatta anche nel 2019, vi faccio vedere. Con un altro disegno che è quello che vedete sulla destra, già rielaborato, e questo non è il disegno originale, però è più o meno questo, il disegno un po' più ripulito, e sulla sinistra vedete invece il tessuto che ha realizzato e che ha variantato per la collezione, una collezione speciale, una capsule collection, così si dice, per Elisabetta Franchi, che ha poi presentato al Salone del Mobile del 2018. Questo per dire, con questo concludo, che effettivamente la mission della Fondazione è far sì che questo archivio respiri, prenda aria, circoli, seppur con una certa gelosia, nel senso che il dottor Masotti, che è il proprietario di questo patrimonio, è abbastanza geloso e giustamente non vuole che questo patrimonio venga disperso, ma vuole che venga valorizzato. E quindi stiamo lavorando in tal senso per agevolare la consultazione, magari anche da remoto, ma le collaborazioni di questo tipo, anche quindi trasversali con il mondo dell'interior design, sono assolutamente benvenute. Spero
di essere stata esaustiva, di avere toccato tutti i temi che vi potevano interessare. Questa è un'altra visione, un'altra vista di ingresso della fondazione, che tra l'altro non vi ho detto, ma questa sede così tirata a lucido della fondazione, con questa bella passerella fucsia, è in realtà una ex sede di produzione del gruppo La Perla, che era in attività negli anni '80 e che poi è stato completamente restaurato dallo stesso architetto che negli anni '80 l'aveva costruita, per essere appunto sede di un patrimonio storico, ma in una sede, come vedete, molto innovativa e affascinante dal mio punto di vista. Beh, mi sento assolutamente di ringraziare da parte mia, ma anche da parte, credo, insomma, di tutti i partecipanti, Claudia D'Angelo per il suo intervento molto ampio, molto ricco, affascinante, e poi anche per questo sguardo sulla fondazione che raccoglie, che conserva, che guarda con interesse e attenzione professionale i propri materiali e fornisce queste competenze anche all'esterno, ma rende assolutamente vivo, attuale, come dire, un patrimonio che forse in altri contesti sarebbe stato solo musealizzato o messo in archivio e non dimenticato. Certamente i nostri istituti fanno grande attività sempre, ma insomma questa è una dimensione particolare di grande interesse. Beh, lascio la parola a tutti voi, se avete piacere di condividere un pensiero, fare una domanda, insomma siamo qui a disposizione ancora un quarto d'ora o tutto il tempo che sarà necessario. Sono a disposizione anche sul fronte di quel famoso dibattito che dicevo prima, che ho toccato, perché effettivamente è molto, molto caldo. Certo, hai speso parole che agli archivisti, insomma, sono risuonate nella mente, cioè il fatto che le aziende sovente non hanno piacere di confrontarsi con una professionalità così definita. Ma la capisco, questa cosa, cioè voglio dire, avendo un po' girato per imprese, non solo di moda, ma anche di altro genere, insomma, dell'ambito delle imprese creative, ma non solo, l'azienda a volte non apre la porta, o se la apre dialoga con preconcetti. Per contro gli archivisti sono una categoria che a volte ugualmente, insomma, ha qualche preconcetto e ragiona secondo degli schemi un po' rigidi. Cioè, gli archivi della moda, così come quelli della creatività, di impresa, degli eventi, si diceva prima, mentre aspettavamo di cominciare, sono anche un bello stimolo per la disciplina e per chi si occupa di archivi, perché ci obbliga a ragionare un po' fuori dagli schemi, cioè ci permette di riflettere sulle categorie fondanti della disciplina, a cui non possiamo ma non vogliamo neanche derogare: il concetto di legame fra i documenti, il concetto di unicità d'archivio, insomma questi elementi, il rapporto fra le parti, il dialogo fra i materiali e i produttori, il contesto, insomma, però ci obbliga di riflettere su questi elementi in modo più aperto, più ampio, e però devo dire che dal piccolo mio osservatorio, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, insomma, dei bei passi in avanti sono stati fatti. Ecco. Assolutamente La sì. disciplina si è svecchiata molto, si ragiona in modo più aperto, si ragiona su materiali differenti rispetto a quelli tradizionali, del dialogo con le professioni, del dialogo con gli altri contesti descrittivi. Insomma, mi sembra che da questo, se posso dire, anche l'archivistica ne sta uscendo come una disciplina più interessante, più viva, ecco, più frizzante. Sono d'accordo. Chiedo magari anche il supporto delle mie colleghe. Eccola. Eccomi.
Il discorso intanto è molto interessante. Io vi riporto dalla chat alcune considerazioni. Intanto i complimenti, mi unisco io ai complimenti che ti ha già fatto Dimitri per l'intervento, ma i complimenti arrivano anche da chi ha assistito, dicendo appunto che è stato molto interessante e soprattutto che ha dato una nuova, diciamo anche sfumatura a quello che era stato detto nei precedenti incontri. Ecco, la riflessione che ci pongono è sull'esempio di Ferragamo, cioè che l'uso dell'archivio per ripensare alle produzioni e quindi che l'archivio rivive in qualche modo e quindi è utile all'azienda. Questo forse è uno di quei temi che probabilmente per chi si sta approcciando a questo argomento forse non era così scontato, ecco, pensare che l'archivio invece non serve solo alla ricerca, ecco, solitamente si vedono gli archivi in funzione della ricerca e mi sembra invece che e anche la riflessione quindi che ci viene dalla chat è rivedere, ripensare all'archivio non più soltanto in quell'ottica ma proprio come punto di partenza per la produzione. Assolutamente, ma è il motivo poi principale per cui un'impresa si butta nell'avventura della costituzione e della conservazione del proprio archivio, perché è un immediato ritorno di valore. Senz'altro c'è il tema della ricerca, che ho detto anch'io, anche interna, no? Non soltanto ricerca ai fini proprio così scientifici, ma proprio ricerca per la creazione di cose nuove, ma c'è un ritorno di valore immediato che è dato innanzitutto dall'accorciamento dei tempi. Lascio stare l'esempio di Ferragamo, ma una piccola impresa che ha un archivio e che ha quindi una sezione dedicata alle sue lavorazioni, dimezza il tempo se riprende, no, la lavorazione già da un modello che è stato fatto, poi lo cambia. No? Però parte già da una base, questo è sicuramente una delle motivazioni principali. Poi aziende come Ferragamo, che quindi hanno una storia iconica, perché questa è la grossa differenza, una storia iconica a cui possono attingere per motivazioni anche proprio commerciali, è un'altra leva ovviamente importantissima. Ma è quello che caratterizza gli archivi di impresa moda, secondo me, la possibilità di replicare degli oggetti iconici, e lo dimostra il fatto che molte aziende che non hanno pagato la giusta attenzione, non hanno dato la giusta attenzione al loro archivio in passato e quindi hanno disperso le loro lavorazioni, i loro prodotti più importanti, si stiano prodigando sul mercato dell'usato, quindi, o anche per esempio le aste, pagando cifre anche molto importanti per recuperare dei prodotti fatti da loro. È quello che ha fatto Gucci. È assolutamente vera questa cosa, ci sono aziende che sul mercato antiquariale piuttosto che sulle bancarelle la domenica, insomma, in mezzo ad altri oggetti cercano le confezioni, i prodotti, i manifesti, i cataloghi, eccetera. E molti stanno cercando di ricostruire la propria storia, ma non in modo, come dire, per trovare un'origine, ma perché usano questi prodotti per ripensare ai nuovi prodotti. Se posso permettermi, lasciando un attimo da parte la moda, il mercato dell'alimentare, con questa attenzione verso la tradizione, verso il naturale, eccetera, ma basta andare in un negozio, in un supermercato, magari sotto le feste in particolare, e noi troviamo confezioni che richiamano vecchie confezioni, troviamo marchi, troviamo riesumate le vecchie medaglie che una volta c'erano sulle carte intestate, che adesso vengono messe come nuove medaglie di una tradizione molto consolidata, insomma. E quindi questo, perché l'archivio d'impresa
è secondo me anche molto interessante, perché è veramente un oggetto che noi troviamo ribaltato nella quotidianità in modi impensati e continui, insomma. Io intanto approfitto per dare appuntamento al prossimo mercoledì 23 giugno con l'ultima tappa di questo nostro percorso, e saranno nostri ospiti l'Archivio Benetton nelle varie anime. Sarà un racconto affascinante e interessante. Ci sarà poi un breve ritorno di Marinella Bianco, che ci parlerà di un progetto molto particolare, che è quello del Centro Rete Biellese per gli archivi tessile e moda, che trova nella grande distribuzione sul territorio e nella condivisione di interessi fra aziende diversi e una partecipazione pubblico-privato la sua particolarità. E poi avremo anche come graditissima nostra ospite Antonella Molé per la Direzione Generale per gli Archivi, che chiuderà un po' il nostro seminario parlandoci anche del ruolo del Ministero e nella costruzione del portale moda del SAN e su altre attività. Io direi che possiamo, cosa dici Leonora? Sì, non vedo domande, ringraziano tutti e salutano, quindi credo che possiamo tranquillamente salutarci. È stato veramente un piacere, Claudia. Verremo a trovarti nella bella sede bianca e fucsia. Esatto. È stato un piacere veramente tutto mio, grazie, sono onorata di essere stata chiamata a partecipare e ecco, sì, venite a trovarci, va bene. Grazie, allora, buona serata. Grazie. Buona serata. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie.